Bilancio positivo per il turismo veneto nello scorso fine settimana, con Venezia che ha fatto la parte del leone. Numeri incoraggianti, specie in vista dell'estate, lungo la costa e nelle città d'arte, Venezia in testa. La notizia, che è anche un po' una sorpresa, è la presenza consistente di turisti stranieri. Il mercato estero di prossimità sta dando segnali positivi in questi contesti, quindi sul lago, ovviamente sulle città d'arte e sulla costa balneare. Detto dell'ottimismo sul turismo straniero, le previsioni, difficili però da fare, si spostano sulla montagna per il periodo estivo. Appena terminato la stagione invernale, stiamo attendendo di vedere quale sarà l'esito per la montagna estiva, quindi sui mesi di luglio e agosto, ma su questo non sarà facilissimo adesso darle dei dati previsionali perché abbiamo una finestra, come si dice in termine tecnico, di prenotazione molto sottodata. Un po' il mercato italiano ha questa tendenza storica di prenotare abbastanza a ridosso della data d'arrivo, ma questo è un fenomeno che ha interessato un po' anche il mercato estero, al quale invece eravamo abituati a dinamiche molto più in anticipo rispetto al passato. Incoraggiante invece quello che accade sulle spiagge veneziane. Rispetto al 2021 siamo già al 6-8% in più di presenze fino a questo momento. Ecco allora che le previsioni si possono già fare con una certa precisione. Se invece ci concentriamo a guardare la dinamica del mese di giugno, beh, insomma, su questo posso dirle che i segnali sono incoraggianti. Abbiamo un giugno con un trend dal 15 al 18% in più rispetto al 2021, il che ci fa ovviamente essere moderatamente positivi. Il 25 aprile, viste le previsioni del tempo non esaltanti, saranno allora l'occasione per visitare le città d'arte e i musei, mentre a giugno c'è grande ottimismo per la presenza di stranieri, in particolare tedeschi, che stanno prenotando a ritmi incoraggianti.